Ecco qua, allora, ho appena mangiato, i capelli fuori, tutti, mamma mia, che spettinata che sono sempre. Dovrei essere un po' più presentabile, vero? Allora, niente, anche oggi giornata lavorativa andata. Ho fatto abbastanza anche oggi, non ho mica finito in realtà. Non ho finito, perché ho preparato una roba, sì che non ho finito le carte di oggi, ma non importa, faccio domani, non c'è problema. E oh, bravi, un po' fuori con me. Mi vedete così vestita, ma in realtà non fa così freddo, eh? No, però stando in casa sì, e quindi sto vestita e poi esco, muoio di caldo. Comunque c'è aria fredda sotto, è sempre ventilato tutti i giorni e l'aria non è calda. Non è calda anche perché continua a nevicare sulle cime dolomitiche. Non ho capito se Franz viene a casa oppure no. Non ho mica capito. Madonna che sudata che sono adesso. Non lo so, sinceramente, ma perché deve andare via? E io ho capito che sarebbe passato per casa a mangiare almeno. Ma a quanto pare no. Non lo so. Non facciamoci domande, non ne ho idea. Devo sistemare la cucina che è un po' un disastro. Lì ho ancora il riso e vabbè, la roba del bagno da mettere via, della spesa di ieri. Ho ufficialmente cambiato piercing, ho eliminato la pallina di metallo e ho messo questa che ha tutti gli strass. Carina. Carina, solo che se non fosse per il fatto che questo è di metallo ed è grande rispetto a quello lì e l'altra base, essendo più piccolina, andava dentro al labbro e quindi non mi dava fastidio assolutamente ai denti e alla gengiva, soprattutto qua. Questa, rimanendo fuori, probabilmente andrà a battere sui denti e sulla gengiva. Quindi non so quanto terrò questo piercing. Mi piace un casino perché è bello luminoso, ma non so, ne ho presi altri, però non sono fatti così. Purtroppo questo tipo qua c'era solo con la base di metallo e a me non piacciono le basi di metallo perché ti rovinano la bocca. È arrivata la bolletta delle immondizie, pensavo molti più soldi, pensavo superasse i 100 e passa 100, pensavo fosse sopra i 130, no, è molto sotto, per cui va benissimo. Vado, vi devo dare una lavata, non ho voglia, sono stanchissima, ho praticamente sbadigliato tutto il pomeriggio. Ciao, ah davvero? Ah, sono stanchissima, quindi adesso mi lavo velocemente i capelli e poi vedo. C'è Bue che gratta. No! Signorino, non si gratta! Non si può! Mi tocca stare attenta a sti due perché se le danno. Non si può, Bue, grattare. Hai ancora fame? Ah, ha ancora fame. Sto preparando la pappa. Zucchine in padella, un po' condite con varie cose. Zucchine in padella e poi c'è del pollo in friggitrice aria. Cosa vi aggiorno? Niente, vi aggiorno che finalmente c'è il sole, è un bel pomeriggio. Diciamo che stamattina ha fatto sole, nuvolo, un po' così così. E invece adesso c'è un bel sole, ci sono delle nuvole, sì, però c'è un bel sole. Beh, niente male, dai. Sì, se ve lo chiedete, sì, ho caldo, sì, sì. Però in casa c'è sempre freddo. Racconta, racconta, racconta. Ah, sì, sì. Che bello. Guarda lì che bello. E Pippo invece è qui. Ciao. Ciao. Ciao ciao. I due furbacchioni oggi hanno mangiato pollo perché alcuni pezzi, cioè alcuni petti di pollo li ho messi in friggitrice ad aria, invece altri li ho tagliati a pezzettini e li ho messi in congelatore e quindi
hanno mangiato anche un po' di pollo fresco. Infatti sono molto soddisfatti del pranzo di oggi. Vabbè, adesso giro le zucchine, se no qua si attacca tutto. Avevo appena pulito il gas ieri sera. No, è un disastro di nuovo. Comunque, zucchine fatte a cubettini, a pezzettini, a cubetti. Adesso mi prendo un piatto e mangio. Vero Pipo? Nesi. Oggi ragazzi, ragazze, signore e signori, è un giorno speciale. Oggi è un giorno speciale, è arrivato finalmente. Non ci giro tanto intorno e quindi ve lo dico. Da oggi, cioè con oggi, io ho ufficialmente finito di lavorare. Ho dato le dimissioni, sono passate le 2 settimane di preavviso e quindi con domani io sarò libera. È stata una scelta che ho dovuto prendere. Non era più per me fattibile continuare ad andare avanti, anche se comunque cioè anche quest'ultimo mese ho lavorato tantissimo. Domani dovrò tornare al lavoro per fare delle robe, ma io con domani non sono più una dipendente di nessuno. No, e sono contenta di questa scelta, di questa decisione che ho preso. E ormai chi mi segue da tanto lo sa, ormai era da più di un anno che l'idea c'era, anzi che sapevo che l'avrei fatto, però poi prendere effettivamente questa decisione è sempre difficile, perché lasciare un lavoro del genere, che io ho sempre detto è un lavoro d'oro, però lasciare un lavoro del genere, insomma, devi pensarci molto bene. Io ci ho pensato anche troppo. Avrei dovuto prendere prima questa decisione, sì, però ci ho provato fino alla fine, ecco. Praticamente il 16 aprile io ero in ferie, rientrata il 17, quel giorno che ero andata a Jesolo a fare tutte le analisi, ecco. Il 17 ero rientrata e quel giorno lì proprio avevo preso questa decisione. Poi le dimissioni le avevo date il 18, il venerdì 18. Sì, sono ufficialmente libera, anche se domani comunque dovrò tornare a fare delle cose, ma sono ufficialmente libera. E non so, è una sensazione strana perché ancora non me ne rendo conto. Me ne renderò conto probabilmente tra 1 o 2 settimane, probabilmente più tra 2 settimane, perché io ho l'impressione di andare in ferie. E infatti anche in questi giorni, cioè in questo periodo, ho lavorato sì, ma con l'impressione di dover andare in ferie e lasciare il lavoro a qualcuno per poi rientrare e sistemare io. No, non sarà così questa volta. E quindi è una cosa strana. Per me è una sensazione stranissima. Quindi dopo avervi dato questa bellissima notizia per me, bellissima notizia, inizia una nuova vita. Rimarrò comunque disponibile, ma cioè in tempo limitato, ecco, perché se ho scelto di andare via è perché non voglio più saperne di questo lavoro, quindi però capisco anche che dall'altra parte magari qualche dubbio sia rimasto, rimanga, perché probabilmente io non, cioè no, probabilmente, sicuramente io non mi sono ricordata tutto. Ma perché vi dico questo? Perché qui mi sono scritta delle cose che mi sono dimenticata e che domani devo assolutamente dire alla collega, ex ormai, però devo assolutamente dirgliele, sono cose importanti, però cioè, è stato tutto talmente veloce in un certo senso, ma comunque l'azienda ha avuto tempo, ne ha avuto tempo, quasi un mese per mandarmi qualcuno. Lasciamo perdere questo discorso, quindi diciamo che si fa sempre tutto all'ultimo, ok? Facendo tutto all'ultimo purtroppo tante cose si perdono.
facendo tutto all'ultimo e di corsa, purtroppo si perdono tante informazioni. E quindi man mano a me adesso stanno continuando a venire fuori certe cose, cioè mi ricordo sempre qualcosa in più. Basta, è finito il lavoro, adesso mi godrò lo stare a casa, il riprendere la routine quotidiana, l'essere casalinga. Questo non vuol dire che non lavorerò mai più, perché comunque serve, ma mi prendo un periodo per stare ferma, per rilassarmi, per riposarmi soprattutto, che non so quanto riposerò perché ho tante cose da fare, ma ho bisogno di fermarmi per un periodo, visto che posso, e di non lavorare. Dovevo dirvelo perché comunque lo sapete, questi video escono tanto tardi rispetto a quando li registro. Adesso che state guardando questo video ormai sono 2 settimane che sono a casa, più o meno 2 settimane, 15 giorni circa. Quindi sì, lo vedete, io faccio uscire sempre i video in ritardo, ma è una questione anche di privacy, anche perché non l'ho detto fino alla fine, cioè magari qualcuno non lo sa ancora che io ho lasciato il lavoro. Ho deciso di non dirlo, ma anche con i colleghi l'ho tenuto nascosto fino, non dico fino alla fine, ma è uscito abbastanza avanti, cioè dopo un po', non subito. Ma anche perché poi iniziano a farti domande, ma come mai? Ma cioè, sono affari miei. Se decido di andarmene dopo questi anni vuol dire che non va più bene per me. Non mi va di dare spiegazioni, non mi andava di dare spiegazioni, quindi anche a tutti gli altri l'ho detto tardi, a cose già fatte, perché bisogna far così, bisogna stare attenti a quello che si dice, quando si dice. E vabbè, adesso è raggiunto il momento di dirlo anche a voi, e quindi sappiate che non lavoro più per il momento, sono a casa, mi godo il relax. Riprenderò le mie passeggiate, probabilmente andrò a camminare con mio papà. Mi sono liberata di un peso dando le dimissioni, sì. Ma vi farò un video a parte magari, così vi racconto anche che cosa, nei limiti, cosa facevo, ecco. Vi racconto un po' anche quello. E fortunatamente hanno trovato una persona da mettere al mio posto, perché hanno dovuto fare un concorso pubblico, quindi sembra un po' più complicato trovare qualcuno. Comunque hanno trovato una persona, sono contenta perché è giusto che ci sia una sola persona lì a fare quel lavoro, non magari una che si alterna a un'altra, che coprono il posto, ecco, quello era il senso. È giusto che ci sia una persona e sia sempre quella, che poi riesce a organizzarsi e a gestire tutto. State guardando il video che dovrebbe essere il 30 di maggio. Sì, quindi questa persona inizierà a giugno, perché comunque doveva dare il preavviso. Questi tempi di preavviso, guardate che è una roba. Aveva un preavviso molto più lungo del mio, e quindi niente, insomma ci sono dei tempi da rispettare in queste cose. Comunque sono contenta, dai, che almeno abbiano trovato qualcuno, spero andrà bene, e boh. Comunque non sarà più un problema mio. Io ho fatto il possibile, questo mese veramente ho lavorato tanto, ho modificato e ampliato una dispensa che avevo fatto negli anni precedenti, dal 2023, 22, 23 in poi. Avevo creato questa dispensa con tutte le spiegazioni del mio lavoro, passaggio per passaggio, come si facevano le cose, come si fanno le cose nei vari programmi, ecco. Avevo creato questa sorta di libro, perché alla fine quest'anno, quest'ultimo mese, l'ho arricchito con ulteriori informazioni, tante informazioni, e non sono tutte lì, perché tante ce le ho nella mia testa e non le ho scritte perché non mi vengono in mente, quindi vabbè, ho arricchito questo mio manuale, e spero sarà utile, insomma, per chi andrà lì, anche se cioè, veramente è stato un lavoraccio, ci ho passato mattinate intere. Oltre a fare il mio lavoro, nel frattempo facevo anche quello. È stato un lavoro impegnativo, però alla fine penso potrà essere molto utile, soprattutto per una persona che magari
ha usato programmi diversi. Chiudo il video, questo è il mio aggiornamento, non ci credo ancora neanche io, quindi ho sognato tanto questo momento, tantissimo. Noi ci vediamo con un altro video, fatemi vedere il calendario, mercoledì 4 giugno, perché c'è la festa di mezzo, io non vi pubblico niente durante la festa. Se vi chiedete cos'è quel graffio che è sulla fronte, quel giorno che abbiamo potato il noce, Marina ha preso tanti colpi sulla faccia, sul corpo e un ramo è finito qui, quindi mi sono graffiata. Poi uno mi era arrivato dentro per gli occhiali, per fortuna sono ancora interi. Oh, resistono sti occhiali. Sì, succedono queste cose. Quando si fanno lavori succedono. Comunque, se non avessi avuto gli occhiali, non so come sarebbe andata. Quindi, tante volte proteggono gli occhiali. Ci vediamo al prossimo video. Non mancate, mercoledì 4 giugno.